dovete sapere che in Sardegna, esattamente a Villanova Forru, le nonne sono riunite e hanno preso lezioni per inviare proprio dei WhatsApp. Andiamo da Massimiliano Bruni in diretta. Sì, buon pomeriggio Alberto, siamo a Villanova Forru, pensate è un luogo che ha quasi più lettere nel nome che abitanti, siamo nella provincia di Sud Sardegna, 600 persone e lei è Monica Scano. Monica, cosa fa nella vita? Sono bibliotecaria presso il sistema bibliotecario Marmilla. Quindi bibliotecaria comunale. Comunale. Però lei da qualche tempo ha anche un altro incarico. Sì, diciamo che un po' per lavoro e anche un po' per gioco ho iniziato a fare l'insegnante di corso per WhatsApp. A chi insegna WhatsApp? Principalmente alle nonne, perché sono tutte femmine, e poi comunque anche a chi non ha dimestichezza con l'uso di WhatsApp o del telefono. Quanti anni hanno le sue allieve? Allora, partono dai 59 anni e la più anziana ne ha 88. Senta, come mai sono tutte donne? Forse sono più curiose. Senta, con chi possiamo parlare delle signore? Chi ci racconta la sua esperienza? Possiamo andare dalla signora? No, lei ha paura, signora. Come si chiama? Pilloni Giovanna, Quanti anni ha? 88. Complimenti. Come mai ha deciso di imparare ad usare WhatsApp? Perché me l'hanno regalato questo alle mie nipoti e lo volevo imparare, questo per mandare WhatsApp, messaggi Alle sue nipoti? a tutti. Per tenere sotto controllo, diciamo. Sì, Lorella. Quanto dura il corso? Il corso quanto dura, Monica? Poco, 5 incontri. 5 incontri? Incontri di 2 ore. Quindi Un po' imparano poco, però velocemente. la biblioteca non poteva darci molte ore, magari speriamo che ce ne diano di più per proseguire. Però questo è sono solamente bravi, l'inizio. allora, Sì, dovrebbe essere l'inizio. Mi hanno detto che addirittura dai paesi vicini si sono interessati. Sì, perché, ripeto, noi siamo un sistema bibliotecario, quindi anche tutte le altre biblioteche comunque hanno avuto delle grandissime richieste per attivare un corso Massimiliano, voglio sapere Alberto? una cosa, ma quindi sanno mandare le foto, i video, condividere, inoltre sanno fare proprio tutto? Perché mandare un WhatsApp o un messaggino è più facile che poi... Penso. Diciamo, qualcuno sì, qualcuno ecco qua. no, però diciamo la maggior parte sì. Chi è la prima Si potrebbe Monica. provare, Prima della tentare una classe, cosa. Dai, diciamo che sono tutte bravissime, però un po' Anna Maria, Rina, Caterina. Senti Massimiliano, qui Roberto Vogliamo fare Poletti... una prova con Anna Maria? Ha un'idea Roberto Sì, è Poletti, che vuoi fare? Sì, anche bellissima. con Caterina, con chi vuoi tu? Ragazze, vi do il cellulare di Matano, così in diretta. E non mandate lo un sarebbe, bel selfie. No, ma a parte gli scherzi, mandateci un bel fare una foto. selfie, Massimiliano, Proviamo a fare un bel selfie. fate un Proviamo a fare un selfie e bel selfie. Il cellulare di mandatecelo. Matano, va bene quello No, di no, Matano? no, dai, quello della Proviamo a fare un nostra, bel selfie. Anna quello della Maria, nostra lei. redazione, così poi passiamo la foto in Aspetti che trovo il grafica. cellulare, ecco Lorella. Allora, vediamo un po' Vediamo qui. se ce la fanno. Adesso non vorrei che facessi Intanto- brutta figura tu, Massimiliano, perché in tutto questo... Fare una foto, prego. Allora. Ci facciamo una foto insieme. Ma Con no, la signora fatela Anna tutti Maria, quanti insieme anni ha tutti. Anna Delle Maria? signore, tutto fate il un grande gruppo. selfie. 2, 10 e 6. Facciamo un po'. Ecco, mentre vi preparate a fare la foto tutti dietro, insieme, prego. io vorrei chiedere a Sveva Casati Modignani, ho visto che lei dice troppo tempo per imparare a usare il WhatsApp, cioè effettivamente 10 ore è un tempo... perché più... È un tempo che secondo me sarebbe stato impiegato meglio tenendo la mano dei propri nipoti, guardandoli negli occhi. ecco. Però magari è anche un modo per socializzare, per stare insieme, per... Sì, è veramente un dilagare di tecnologia e la parte umana si perde, perché una frase scritta o la frase detta cambiano completamente di contenuto. E
Io preferisco il rapporto diretto, guardarsi negli occhi. Ma io penso che È queste molto più nonne importante. sicuramente abbiano un grande rapporto con i loro nipoti, certo, assolutamente. ma che con WhatsApp non avranno mai. Però dialogare anche attraverso WhatsApp quando non si può stare sempre insieme è una grande Anche cosa, quando si è dobbiamo soli, ricordare magari anche ci sono queste questo. catene di buongiorno, le cose che a noi magari disturbano. Forse una persona anziana ricevere un buongiorno magari può essere È bello, anche... col telefono, buongiorno nonnina, come stai? Ti voglio è bene, vero, ti è più, penso. quello è più... Intanto vedo forte. Massimiliano in serie difficoltà col l'avete cellulare, fatto ma noi questo speriamo prima o poi che questa foto... Purtroppo Guarda, siamo noi contro sole. aspettiamo la vostra foto delle È nostre arrivata? nonne digitali, se Vediamo. la possiamo mandare perché nel frattempo per caricarla in grafica, Eccola qua. qui, è arrivata, Più o quindi meno abbiamo ce l'hanno capito, fatta. Io abbiamo vorrei... capito che insomma che ci sanno fare. Ci sanno fare.